Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Sono venuto a pigliare caffè a casa tua. Grande, questo Bravissimo, questo è il mood. E questo è il mood. Tranquillo proprio. Hai capito perfettamente. Tutto. Attacca subito. Fammi capire una Allora, cosa. aspetta, partivamo proprio da questa cosa qua. Cioè, ci hanno Esatto. detto la tua carriera parte da una delusione. Da una delusione, bro, sì. Da una delusione d'amore. D'amore, sì. L'ultima, diciamo, è stata d'amore. Quella che mi ha portato a mettermi in gioco è stata quella. Perché inizialmente l'ho fatto più per far capire a lei che potevo fare qualcosa realmente. Una delusione forte, allora. È stata una delusione abbastanza forte, però ad oggi la ringrazio. Ciao Babi, ti voglio bene. Comunque tu sia in questo momento. Ti voglio bene. Che proprio- Mamma mia. Cioè, Il bene rimane comunque, bro, non non è inutile portare rancore. infatti. E lei la Pop Ice di cui parli? No. No. Ok, ok. Le Pop Ice sono altri. Ok. Ma tu lo sai? Soprattutto dopo che l'ha salutata, non lo può dire. No, penso di no. E una brutta figura ho fatto pure io, tra Sì. l'altro. Producer, una cosa volevo dire. Volevo leggermi con calma, Ah. con molta calma, come Sì. presenti il testo di Pop Ice. Come mai? Allora, frate, io voglio un attimo dissezionare questo testo piano piano. Perfetto. Voglio capire un po' Sì, come vi è venuta questo brano. Bro, nasce veramente dal nulla. Ok? Cioè, nasce in una sera dove io dovevo organizzare per andare a ballare, in pratica. Una di queste ragazze doveva essere al tavolo con me. Ok? Io per decisione decisi di non fare più sta roba qua perché saltò, quindi non sapevo se andare a meno, quindi dissi probabilmente non farò più il tavolo, vado così se magari ci vado. Sta tipa dopo nemmeno un quarto d'ora mi fa vabbè tutto a posto, ormai mi sono organizzata, la ritrovo là in un tavolo molto più grasso di quello che avevamo optato di fare. Io la frase giro umani con sì. e se è proprio Una poppice. e in più è che la mestiere perché va proprio a livello di scalatrice sociale massime, capi? Se tu Scalata se tu verticale. spendi €1 e lui €1,50, tu non sei nessuno, io ti amo a te. Io andai là nella stessa serata, dopo, prima di fare quel pezzo, rifeci il tavolo da solo col doppio della roba che spese quello. Ecco. Producer, mettimi un attimo. Proprio per farci Cioè, il capire. testo a fuoco. Morale, praticamente. Esattamente, da lì però dissi no, non esiste. Il testo di Pop Ice. Perché mi colpì proprio E profondamente. secondo te lei lo ha capito che il pezzo è per lei? Niente, però. Destra, Il destra. suo sì, ma non lo dirà mai, lo sai come sono le donne, no? Ah, quindi a te non te l'ha detto, non te l'ha chiesto? Assolutamente no. No, l'ho già messo. Fammelo leggere. L'altra scheda? Eccolo qua. Bellissimo. Allora, 1, 2, stress, Vabbè, te ne accompagni a press. No, hanno stress, fa, ma chiama andare a Hanno kiss. stress. 1, 2, 3, se vuoi te la spiego man mano. Prego. Allora, 1, 2, 3 era per... Certo. Te ne a te compagna a press, che se ne campo mano stress, ma chiamando a kiss. Qual è il senso di questa Certo. frase? Te ne a te compagna a press vuol dire che io, per vedere te, obbligatoriamente devo portarmi tutte le tue amiche appresso. C'è una certo. cultura. Esatto, bro, è la vera vita. Cioè, la fenomenologia della poppice. Cioè, quello che mi è successo a me, quello Ok. che spesso succede a tanti ragazzi, come a tante ragazze pure. Certo, perché certo. La poppice Il Perché poppice esiste. esiste anche il poppice. Assolutamente, bro. I primi sono loro, la gran Sì. parte. Sì. Comunque esiste. Sai che non me lo immagino? No, bro, fidati che esiste. Vabbè, ne parliamo dopo, Ne però. parliamo- Infatti, non ci perdiamo. Comunque, te ne a te compagna a press, che sei nata che mi hanno stress, perché per vedere lei gli devo pigliare il tavolo, mi devo portare le amiche, le devo andare a prendere, le devo posare, e così lì, quindi è un'altra che mi vanno stress. Fra, ma alla fine io parlo tra me ed un mio amico nel pezzo, fra, ma chiama Andena a chiesto. Ecco. Cioè, economicamente parlando, come si fa? Perché sa come dice la mattina, mare, aperitivi, si va tutta come ti dani come martedì. Sa come dice la mattina? Perché per stare con lei, vado a un bar, o mar, è l'aperitivo, sai, la classica estate con amiche e amici. Si va a tutta la comitiva, guardo come mi, come Come mar. martire, certo. Non sai che c'è una lira, rimango senza soldi. Perché spieghiamo per chi non lo sa. Cioè, ormai questo termine l'abbiamo usato Vabbè, un po'. a inizio. Adesso si usa un po' ovunque. Ah, sì, io pensavo fosse prettamente napoletano. È prettamente napoletano, Ok. però Ormai diciamo che l'abbiamo esportato. Il termine poppice vuol dire. Mi insegni? Sì, allora, bro, la poppice è quella che pratica, perché è differente dal pappice come qualcuno pensava, o dal parasita. È la ragazza che sfrutta, o il ragazzo che sfrutta una situazione, capito? O pappice è diverso, o pappice arriva a te perché poi lui deve diventare qualcosa. Lei o lui, semplicemente la poppice che cos'è? È una persona, fra, che cerca di sta con te solo perché sa che tu la puoi portare in ambienti, sta con lui solo perché magari sa che c'ha lo yacht o la barca. Un'approfittatrice. Un'approfittatrice, esattamente. Ma che di te non se ne frega una beata tecnicamente.
E per questo lo abbiamo pure un pochino americanizzato. Ed è una Popeyes. È una Popeyes, Tra cazzo. l'altro l'ho reso un po' più divertente, Sì. americanizzato, ma c'è pure un perché di sta roba di Popeyes suddivisa, perché in America ice è ghiaccio, lo Sì. sai che il ghiaccio è sinonimo di lusso, quindi ice collegata a sta roba È qua. chiaro. Pure, cioè fra ci sta una sorta di storytelling dietro a sta Sì. roba. Ma pesante Che proprio. poi aspetta, com'è quella cosa? Il verme quando in... E chi lo pappice? Quella è Ah, un'altra ok, cosa. ok, ok. Pappice, era un po' tempo, pappice. Esatto. Vicino a noi c'era un po' tempo che è spartoso. O pappice ricetta, no? No, posso dire una cosa? Sì, Io, ma non è cosa mia. Non è però- cosa tua napoletana. Sì, Ok, dai. va benissimo. Ci siamo capiti comunque, Sì, tra fondamentalmente. l'altro questo pezzo ha fatto i fossi, cioè nel senso è andato molto Sì, forte. è andato abbastanza bene, la gente strafra. A me piace fare la roba per cui la gente si può divertire. Sì. Capito? Non ho mai detto sono un cantante o da domani mi reputo rapper o artista pop per niente. Fra, io faccio la roba perché mi diverto. Che poi tu non sei cantante, tu Per fai, niente. tu fai club. Sì, assolutamente, io faccio tutt'altro, lo faccio per divertimento. A me l'importante è che la gente si diverta, fra. Io faccio la roba per il pubblico, per il popolo. E per te. E per me in primis. Se io non Perché esco ti fa divertito- azzeccare come un pazzo questa roba? Se non esco io per prima divertito da una cosa, che senso ha? Almeno a me deve far divertire. Ci Poi sta. La mia intenzione con la mia vibes è di portare il mio divertimento, il mio mood alla gente. Ed è così, a me la cantavano pure i bambini, cioè capì, non sapendo nemmeno cosa volesse dire. È diventata una cosa molto carina perché comunque non era volgare, nonostante abbia un testo che è molto attuale. È vero, non è diciamo. volgare, è vero. Non ho usato parole spinte. No, zero, infatti. Accostamenti pesanti, quindi comunque ci siamo mantenuti con una linea divertente che non sia presa. Certo è sentire un bambino che però canta, capito, di una Bravo. pulpice che sta là e va tomando. I video, sai, dai. Tu magari la sera e fai tipo... "Ah". Arrivano i video dei genitori, i bambini che facevano sei una Popeyes, che non la sapevano nemmeno io, fra innamorato. Vabbè ragazzi, con tutto il bene, però ci sono... Cioè adesso la musica è un po'... Quella di strada è un po' pesante. Viene ascoltata specialmente da ragazzini. Quindi io direi che quella di Tony è la più pulita. Ah, Cioè, in sì. cioè, è il tipo di musica pop, disco, sai che attira, ti senti, magari va anche virale, però pulita. Veramente divertente, proprio perché quello, cioè, si sa, nel mondo e nel contesto in cui stiamo adesso. Nulla da togliere a quei ragazzi, che sono il primo che ascolta quella roba là. Però c'è bisogno di un po' di intelligenza su questa roba. Perché spesso la gente, oppure persone che nemmeno sono nel settore, giudicano i rapper o gli artisti per la musica che fanno, dicendo che influenzano le azioni. Bro, pure io ho visto SUV, ma non creo trappole mortali. Vabbè, no, certo. Cioè, capito qual è il senso della cosa? Quindi perché far ricadere la colpa di alcune cose su sti ragazzi? E sai cosa c'è, Tony? È che ne parlammo anche con Antonio Prestieri, Maldestro. Sì. Noi parlammo un pochino del caso Joelier in quel momento. Io capisco Parlavamo- questo punto di vista. Il dubbio ontologico era appunto se lui potesse, cioè se era giusto o meno il fatto che determinate tematiche venissero citate proprio nelle canzoni che poi possono sentire e cantare anche bambini, per esempio. Però giustamente un artista come Joelier, prima cosa, se non le canta lui e se non le dice lui certe certo, cose, infatti. chi lo può fare? Però ecco, il dubbio, quello etico e morale, era... Ora che sei un idolo dei ragazzini ascoltato in tutta Italia, non solo, non sei più soltanto urban, diciamo, hai qualche dovere, nel senso... È tuo compito, esatto, effettivamente? anche. È tuo compito educare. Però io ti dico, secondo me è molto relativa come cosa, perché la gente se oggi ama Emanuele è perché è Emanuele. Chiaro. Real, però capisco, cioè quello Certo. è quello che apprezza la gente. Lui scrive quello che vede, fa quello che sente, ma non vuol dire che tu debba ribricare o dire quello che fa lui. Bravo. Emanuele è forte perché ha un'attitudine da ragazzo comune, bro. In che senso? Lui usa termini che usi tu comunemente parlando con l'amico tuo fuori al bar, cioè per questo la gente lo ama. E per questo la gente si identifica. E la gente si identifica nei suoi testi per questo, bro, perché è do popolo, cioè capisci? Quindi io non mi sento, cioè ha un ruolo ma perché è grosso, ma ciò non vuol dire che lui debba cambiare quello che fa, a mio punto di vista, Allora, Tony, in realtà è che in un mondo utopico, tu che guardi sei stesso tu ad essere abbastanza intelligente da capire cosa emulare, cosa sta dicendo la persona, Assolutamente. in un mondo utopico. Vabbè, sì. Però- Ma neanche tanto, secondo me. Cioè, nel senso... C'è quello e quello. No, è complicato perché effettivamente, vabbè, questo è anche l'esempio Gomorra, no? Cioè quante volte si è parlato quando uscì Gomorra illo tempore del problema Messaggio. messaggio pistole, messaggio camorra, messaggio
criminalità. Vabbè, poi penso sempre, io dico sempre questa cosa qua, cioè nel senso che come Lupin, tutti quando guardavamo Lupin, tenevamo per Lupin, volevamo che lui insomma vincesse. Ciò non fa di me ad oggi un ladro, un criminale, fondamentalmente. Si tratta di empatia. Giusto. Dipende pure dalla forza tua interiore che hai. Io pure sono stato in contesti belli, in contesti brutti. Come si dice a Napoli, me l'ho fatto con buono e con malamente. Però comunque io ho sempre fatto la mia strada, ho sempre ragionato con la mia testa e fatto cose per quello che io sentivo di fare. Devi farti condizionare, puoi farti condizionare pure senza la musica, Certo. senza il film, senza... Perciò loro sono esposti, sì, ma io non gli voglio accollare assolutamente questo tipo di colpe qua. Ci sta. Secondo il mio punto di vista. Il club però è anche un altro tipo di mondo proprio. Che secondo me è una figata continua. Io amo la musica, amo i club da se c'è la prima volta che sono entrato in un locale avevo 11 anni, 12 anni, entravo con le tessere che facevi? fake, cioè con le tessere dei miei amici. Ma che stai dicendo? Io bro non avevo barba, non avevo niente. Ma club grossi o club per... Non ti faccio nomi per serietà. Certo. Mi dipingevo i baffi con la matita. Ma che dici? Sì, che sei Si scambiava poi. Un attimo che era entrato sti cazzi. L'importante è che entravo. No, vabbè, ti è sempre piaciuto? Sì, io ero l'amico della zona che faceva i CD nelle auto dei nostri amici, cioè, capi? Ero il referente musica dei ragazzi della Che mia zona. sballo. Sempre fatto questo io da... Quindi prima volta nel sempre club a 11 anni, poi non sei più uscito praticamente. No, sempre amato la musica a 360, ma in tutti i tipi di genere, cioè io amo veramente la musica, non mi sento legato a nessun tipo di categoria. Cioè io non è che faccio questo, io faccio musica, bro, cioè io faccio quello che in quel momento sento, io vivo di mood. Quindi amo la musica a 360. Come hai detto prima, All Good Vibes. Oh, goodbye. Grande. Per esempio stai parlando con una persona che è l'esatto opposto tuo, cioè io odio la folla, odio il caos, la discoteca non l'ho mai vista. Non ti piace? No, non è proprio cosa per devi me. venire. No, cioè, capito la mentalità? Non ti piace? Devi venire. No, ma andiamo la prossima serata. Mannaggia la miseria. Devi assaggiare, bro. La devi provare almeno una volta. Che poi è pure molto cambiata, la scena disco club da una decina d'anni a questa parte. Sì. In meglio o in peggio? Bro, prima per parere mio personale, prima era molto più bello. Oggi è molto più scena. Ma Però- stiamo parlando di... Di tutto, bro, del pubblico. O proprio della musica. Della musica, di tutto. Io prima mi divertivo molto, molto di più. Oggi amo quello che faccio, per l'amor di Dio, e sono super, super felice. Ringrazio Dio tutti i giorni che sto avendo delle possibilità di inserirmi comunque abbastanza Certo. piede di piombo in questa situazione. Però io da più piccolo ero molto più felice di andare. Ci sta. Forse anche perché il mondo che c'è dietro è diventato un po' strano. Io per esempio so Ma che alcuni... significa il mondo che c'è dietro? Ci sono alcuni inciarmi che si fanno nei club. Nel mondo dei club. Però gli inciarmi, come li chiami tu, esistono ovunque. Certo. No, ragazzi, io non sto capendo. Nel senso, oddio, io parlo soprattutto del fatto che a Milano c'è molto, sai, ecco, lì è più zona pop ice. Bro, Milano è un mondo a sé, come Napoli è un mondo a sé, Milano è un vortice, Milano è un'altra roba, bro. Cioè tu vai al locale solo ed esclusivamente per fare un po' di public relationships e fare un po'... Dai, no, sti cazzi. Brutto così. Però ti dirò, ci sono alcune situazioni dove la gente ama la musica che c'è, la gente va per ballare e divertirsi, stop. Ci sono ambienti, ma pure qui a Napoli ci sono, Io ho visto un meme che secondo me riassume tantissimo la situazione odierna del club. Vai. Parla uno che non c'è mai stato, cioè che Occhio, lo lo odia, sai, non il c'è mai meme stato. quando lo vedi fa ridere, quando lo racconti fa cagare. Hai ragione, non lo Occhio. possiamo vedere perché a trovarlo... Sì, certo, figura. Però l'avrete visto anche voi, quella foto del tizio che sulla pista sta da solo e nel privé Bro, stanno mille di loro. Questa per esempio è una cosa bruttissima. Cioè questa è una cosa che io odio proprio, perché l'accanimento di stare tutti dietro una console. Cavolo, divertitevi. Che ve ne frega di stare o in console, cioè se tu sei in console Col telefono, e così. l'altro è in pista, non è che tu sei superiore a lui. Cioè, No, ma poi anche proprio fisicamente. Io mi è capitato quando sono a ballare di vederli stretti, preferisco stare scomodi. ammassati dietro una console. Perché? Però- Cioè, qual è il bello di stare dietro? una Però console? allora Perché? io che ci sono sia da DJ che da cliente che da amico nei club, ti dico che la voga di stare dietro la console è perché poi Fai vedere nelle storie che ci sei stato. è importante per alcune persone far vedere che loro erano nel top della serata sulla console, perché oggigiorno per la gran parte delle persone la console, cioè stare dietro una console è sinonimo di Status. di status. Però ti indussolata, cioè nel senso la serata non te la sei vissuta. Bro, io bene. quando vado a ballare e piglio i tavoli per conti miei, io li piglio nei lati. Cioè... Vabbè, hai capito. Perché vuoi sapere i cazzi tuoi.
No, bro, ma perché voglio Rialzato. stare largo, voglio stare bello, mi diverto. E quando ci vado a suonare o vado a trovare amici, sono sulla console, ma io vado là perché sto con una persona che conosco, non perché mi debba far vedere su una console. A me mi interessa, fra, io vado là perché amo la musica. Ma mi quindi anche diverto. adesso che stai dall'altro lato della barricata a ballare ci vai lo stesso? Sempre, fra, sempre. Vabbè, ma abbiamo visto i video Te su lo cioè, dirò, balli. dopo vado via da qua, devo andare in un club, c'ho un compleanno questa sera. Quindi, Capì? no, fra, io vivo di locali quasi sempre, ieri pure sono andato. Fai una vita di merda. Fai poi una vita di merda. No, bravo, faccio la vita di notte, sono vampiro. Cacchio. Sì, perché conosco alcuni come te, ci ho anche lavorato, sono persone che vanno a dormire la mattina, cioè nel senso, la mattina Aspetta, finiscono di tipo, lavorare la tua, alle 6, la tua 7. giornata tipo a che ora inizia? Allora, se non ho niente da fare, dipende, bro, dipende. Se non ho niente da fare inizia molto tardi. Se ho da fare, pure se ho un'ora di sonno, 2 ore di sonno, fra... Ah, se lavoro e lavoro... Però tu finisci di lavorare alle 7 e vai a dormire a mezzogiorno, Sì, alle 11, mezzogiorno. Finisco ipoteticamente, esco da un club alle 4:30, 5, esci vai a mangiare qualcosa, sempre obbligato base, cioè se Vabbè, non certo. mangia non mi arratire. Certo. Poi torno a casa, una doccia, ti metti a letto e si fa comunque tardi. Se ti fai pure solo 4-5 ore, parliamo che ti stai svegliando all'1. C'è ancora il pregiudizio del DJ. Questa sembra una pubblicità. Infatti. C'è ancora il pregiudizio del DJ che mette la chiavetta e ha finito. Cioè, quello è il tuo lavoro, metti la chiavetta. Bro, forse sì, forse no. Oggi comunque rispetto a prima, io sono il primo che non ha mai suonato con gli scratch oppure con i vinili. Cioè non usa il metodo dello scratch e usa vinili, però sicuramente quelli lì di quell'epoca là erano molto più in gamba di oggi, ma non perché oggi i DJ di oggi, me compreso, siamo più stupidi o chissà che, però la tecnologia, ringraziando a Dio, ha avvantaggiato tante tecniche, tante cose che all'epoca non era permesso fare, cioè se o le imparavi veramente o le sapevi fare sul serio. Oggi la tecnologia che c'è sulle console è molto più semplice rispetto ad allora, rispetto ai vinili, per dire. Io questo pregiudizio sai perché non l'ho mai capito? Perché il lavoro principale del DJ, cioè fondamentalmente, è quello che c'è prima della serata. Perché tu comunque fai una produzione, ti prepari tutto, la scaletta, i brani. No, bro. Io veramente? io la faccio live. Io non ho mai preparato un DJ set. Un attacco, un cambio, una cosa, tutto così come Forse viene. solo la prima traccia di intro. Sto. Volevo spezzare una lancia a favore dei invece DJ in no. generale. Invece No. Cioè, tu ti fai tutto al momento. Io È sì. un'improvvisazione. Io sì. Anche questo è complicato, Però posso dire una cosa, Perché- se io, mettiamo, visto che stiamo dicendo che oggi è molto più facile rispetto a 25 anni fa, Però che è facile comunque sempre. capito? Questo, cioè, mettiamo il caso che io domani, Non è per domani io niente facile. non vedo l'ultimo gradino uscire dallo studio, cado, sbatto forte la testa, quando mi sveglio dico, da domani faccio il DJ. Quanto tempo ci metto per imparare? Non funziona. Dai, capito? Non funziona così. In primis, bro, parer mio, se non sei appassionato per quello che fai, potrai spendere soldi per corsi, per cose. Lo farai pure, ma in modo 2 molto, minuti. no, in modo molto robotico. Cioè, capi? Non avrai, io connetto proprio con la mia musica, cioè col tipo di genere che porto. A me la gente mi dice, frate, stanno poco fermo, cioè, per farti capire. Io non sto 2 minuti tranquilli, io amo proprio la musica, capi? I drop, cose. A me infatti tante persone, amici miei, mi sfottono per le espressioni che faccio, perché inizio a fare facce robe del genere, perché proprio amo quello che faccio. Allora dico, fra, cazzo, mai sentito? Cioè, fa paura, capi? E mi sfottono per il tipo di espressioni che faccio. Perciò ti dico, secondo me parte tutto da una passione, poi l'investimento, i soldi, il successo, la popolarità, queste robe qua vengono molto molto dopo. Se tu punti a quello non farai niente nella vita, e seppure Dio vorrà che tu riuscirai a fare qualcosa di grosso nella vita, rimani sempre coi piedi per terra, perché è la base sotto il mio punto di vista. L'umiltà, fra, è quello che ripaga più a lungo, ma ripagherà bene, sempre. Perché quando una persona potrebbe, sai, peccare di presunzione con altre persone, in quel momento là tu devi essere invece umile. Perché come ti dicevo prima, la nostra vita, almeno sotto il mio punto di vista, fra, è un gioco, è una giostra. Tutto inizia, tutto finisce, si sale, si scende, oggi sei in hype, domani non ti cagherà nessuno. E ti ritroverai col tempo quello che hai seminato. Se tu hai peccato di presunzione quando non avevi bisogno delle persone, fra, quando poi ne avrai bisogno nessuno ti aiuterà. Quindi rimanere umili è la base.
Da come parli sembri pure una persona molto libera. Sì, fra, io sono molto per il vivi e lascia vivere, cioè... Penso che così Non si ho campa pregiudizi verso le persone. meglio. Cioè, capito? Tu puoi essere di colore, puoi essere bianco, nero, giallo, verde, puoi essere etero, puoi essere gay. Tu sei felice della tua vita, vivi. No, Top. libero non solo, lascia stare, non solo Ma a libero da prescindere, stereotipi. sono d'accordo, secondo me questo Certo. è l'unico modo giusto di intendere e di approcciarsi alla vita, per come la vedo io, quindi sì, mi trovo perfettamente d'accordo. Libero anche nel quotidiano, nel pratico. Già il fatto di non sottostare lavorativamente parlando a nessuno, soltanto a te stesso, Sì. e con una mentalità da persona che si sveglia e vuole fare quello che vuole, quello che gli piace, non rompendo le scatole a nessuno, Ovviamente. riuscendoci, cioè per me questo è sintomo di libertà. Sì, sì, bro, io... cioè, sarebbe la mia più grande fobia, forse, dipendere da qualcuno nella vita. Che sia un lavoratore, che sia un amico, che sia... Cioè, io non voglio essere superiore a nessuno, ma nemmeno inferiore. O pari pari, o... No, vuoi farti i cavoli tuoi. Esatto. Capì? Io non mi reputo superiore ad altre persone, ad altri colleghi miei, per l'amor di Dio. Vivendo così, non ti senti già arrivato? Per niente. Visto che campi di musica, Sì. eh, campi di musica, fai quello che ti piace, Sì. ti svegli e vai a dormire facendo e pensando quello che ti piace, frate, io mi sentirei proprio fatto, ho finito. Fra, io ti dico di no per il semplice fatto che i miei obiettivi nella vita sono altri e sono molto più alti. Tipo, Cioè, se si può dire. Fra, io sarò soddisfatto in parte della mia vita quando potrò tornare a casa e andare dalla mia famiglia e dire da domani non dovete più fare niente per vivere. Cioè, posso permettermi di... diciamo, sistemato. Cioè, capi? Sì. Per me quello, cioè, non è avere la macchina bella, la marca firmata addosso, il telefono di ultima generazione, che per l'amor di Dio piace pure a me, ma chi le so sfizio. Mm. L'essere arrivato fra, per me è altro, l'ambizione mia è altra. La mia ambizione è poter, cioè, avere la possibilità un domani di avere quello che purtroppo non ho potuto avere, capito? E dare quello che io non ho potuto avere, capito? Perché sei cresciuto in condizioni... Regolari, però. Ok. Nulla di super... Come tutti. Ok. capito? E la soddisfazione mia più grande sarà, in primis, sistemare la mia famiglia, ma non comprandogli la TV nuova in casa, fra... No, ho capito, riposatevi. Riposatevi. Bravo. È fornuto che chi ne fa. Ora potete concentrarvi su quello che vi piace, Ora piuttosto potete che su vivere. quello che si deve Esatto. fare. Ho capito. Perché loro, nel loro piccolo, bro, non mi hanno mai fatto mancare niente. Cioè, se ci stava una fetta di pane, patricero, era a me. Se l'hanno lavata a bocca, come si dice a noi. Quindi io gli devo essere riconoscente. Cioè, i genitori sono tutto nella vita. Quello che fanno per noi, tu figlio non lo riuscirai mai a fare per loro. Quindi per me, almeno questo è una delle cose che mi riempie il cuore più che altro. E mi darebbe soddisfazione. Poi magari un domani pensare ad una mia futura famiglia, ai miei figli e cercare di fare stare bene. Quando si pensa, sai, quando si pensa al passato e al presente, spesso mettiamo a paragone le due cose, no? E diciamo, però come si viveva meglio, bene, si stava prima. meglio Si quando si stava stava peggio. Invece penso che, no, al giorno d'oggi, la tecnologia, Mhm. abbiamo sempre detto, questi poi chiaramente sono pareri sempre soggettivi e personali, però danno più possibilità. Ma sì, ha una valanga. E oggi hai la possibilità, rispetto a 50 anni fa, forse secondo me, molto più facilmente di poter fare una cosa del genere. Assolutamente sì. Sono libero con la mia musica, con la mia passione, la mia arte, la mia creatività. Guadagno una barca di soldi, sistemo me, la mia famiglia, le mie cose. Sì, insomma. oggi ci sono molte più possibilità rispetto ad allora. Però, bro, sai cos'è? Oggi il mondo d'oggi è veramente molto materiale. A me sta cosa un po' disturba. Forse sono uno delle ultime generazioni. Noi siamo delle ultime generazioni che magari sono ancora legati più al passato che al presente. C'è quella frase che dicono si stava meglio quando si stava peggio, perché prima non tenevano niente ed erano tutti felici. Oggi tengono tutte cose, la gente sembra che non abbiano niente. C'è un'eterna infelicità oggi nei giovani d'oggi, capi bro? Forse proprio perché adesso puoi ottenere tutto Ed facilmente. è bruttissima sta cosa. Perché vuoi sempre di più. Cioè, nel senso, ti scocci facilmente. Sei molto più sei sovrastimolato. E quindi
ho sentito Pop Ice, voglio il pezzo nuovo di Tony, non mi basta, ne voglio un altro il giorno dopo. Però io vedo a volte commenti sotto alcuni, sai, ho amici rapper, cacciano tipo l'album qua, dopo 2 giorni, bro, ma la traccia nuova quando qualcosa di nuovo? Frate, ho fatto uscire adesso il Ma sai pezzaccio. quanto lavoro c'è dietro a un album, dietro a dei pezzi, dietro a dei progetti? Spieghiamo. Esatto, questo ti volevo dire. Spieghiamolo. Cioè, C'è un lavoro veramente che dura mesi, addirittura anni. Ci sono pezzi in alcuni dischi che hanno anni dietro, hanno mesi dietro di lavorazione, perché quando tu vedi uscire una traccia oggi, a novembre del 2023, non è che è stata fatta ad ottobre, cioè ci sono quelle cose che tu vai, la fai, dici ok, mi può piacere e la inserisci, ma è un progetto che comunque va avanti da mesi e mesi. Ci sono lavori, ci sono idee, insicurezze, dubbi. Ci sono più persone dietro. Ci sono più è persone. anche vero, e poi secondo me nell'ambito del club, secondo me il parere personale è, quindi mandami a cagare se dico una sciocchezza, Sì. nell'ambito del club forse è più facile sfornare un pezzo dopo l'altro. Ma sì, cioè, però dipende sempre da come ti vuoi impostare tu nella società, cioè, capito? Se hai un'etichetta comunque devi rispettare dei tempi, hai delle tempistiche, hai delle cose da mantenere, hai dei tempi su cui uscire e tutto. Pigliami io. Tipo dietro al remix di Con me, quanto tempo c'è stato dietro? Fra, c'è una follia dietro a sta roba. Cioè? Allora, in pratica, io torno a casa, è un lunedì sera. Torno a casa, dovevo andare a letto. Stranamente, di lunedì sera ero tornato presto a casa. Vabbè, di lunedì, chi va a ballare di lunedì? No, non ero andato a ballare, ma io però volevo volare a me, come si dice a Napoli, la casa lo fate, non ci sto quasi mai. Quindi Vabbè, tu hai lo studio pure, quindi magari vai a lavorare in studio. torno a casa, stranamente volevo rimanere su. Mi chiama un mio amico, che attualmente è il mio tour manager. Ok. Ah, ok. E mi fa, dai bro, c'è un'amica mia che mi è venuta a trovare da Barcellona, scendi, andiamoci a pigliare qualcosa al bar, ti prego fammi compagnia, scendiamo tutti insieme, non voglio andare da solo, siamo insieme, sta con amici e amiche. Ok, faccio io, va bene, mi rivesto, scendo, fra proprio quando ti dico, mi rivesto e scendo, poi io andiamo nel bar. Io in quei giorni là già stavo pensando a cosa far uscire Di nuovo. perché sai, avevo tante idee, pensavo tante cose, però ti presento quando non dici è lei. La scintilla tu mi vedi. Esatto. Ho La capito. stavi aspettando. Tante cose che mi piacevano, che però non riuscivano a dire sì, bella come idea, però secondo me, a me se una cosa non convince a me in primis, fra io non... Sei perfezionista. Se non sono in good vibes io, come posso metterti a te dritto su questa cosa qua? Comunque niente, andiamo a sto bar, parlando a sta ragazza che è di Barcellona, iniziamo a parlare così, lui fa, ma lo sai che lei c'ha una frase napoletana, c'ha una canzone napoletana tatuata sul braccio. Io dico, bro, ce la faccio io, veramente, fammi vedere che frase c'hai. E lei, bro, c'aveva Il tatuato pezzo. con me. C'aveva il pezzo. C'ho la foto, Bellissimo. ti faccio vedere. Cioè, da Quindi dove nasce Tu con me, credi bro, molto e in queste nasce- cose, destino. Sì, fra. Eh. È uscita da qua, praticamente. Molto artista questa. Aspetta. Non c'ha tatuato la frase, c'ha il testo. La ragazza. C'ha proprio il testo. C'era proprio il testo tatuato sul braccio. La ragazza c'ha il papiro. C'è Porca lei miseria. di Barcellona. Sì. Ci ha tatuato una frase. Io leggo, scendo con me, mi fanno male a trovare. Faccio io, metti un attimo su YouTube. Mia Martini con me, appena me la ricordo. No, fra, è lei, faccio io. Così. Trovata. È lei, chiamo lui, chiamo Frank. Faccio. Fra, c'ho il pezzo. Così. Qual è? Mandamelo, glielo giro. Merda, fra. Sì. Ok, domani vado in studio. Lo devo fare. Fra, il giorno dopo vado in studio. In 3 ore chiudiamo questa cosa. Il giorno dopo lo drop. Perché quando sei ispirato è tutto più facile. Fra, ma io poi so tutto a così, cioè senza avvisare nessuno. Io avevo, cioè comunque dovevo avvisare persone che mi seguono. Il lunedì sera trovo il pezzo, il martedì sera lo chiudo, il mercoledì lo drop. In 3 giorni, fra, così. Un flusso di coscienza. Senza promo, senza soldi, senza sponsor. Anche la calavera, vai, via. Fra, io so così. Posso dire una cosa? Allora, tu considera che questo episodio uscirà penso tra un paio di settimane. Sì. Se non qualcosina, forse in più, 2-3. Ok. Puoi far sentire il pezzo. Può. Devo chiedere ai piani alti. Ah, ok. Tra quanto dovrebbe uscire? Un pezzettino. Dobbiamo un attimo riunirci per capire. Mannaggia. Ok. Raga, purtroppo io
Qua non posso correre. Allora possiamo dire una cosa, l'abbiamo ascoltato prima dell'episodio. Una capata Fa paura. incredibile. È una bella capata. Sarà un level up Dobbiamo passare. molto molto divertente, che Sì. non è un remix. Questo lo posso Sì. dire. Ci divertiremo. Che poi, insieme. Sì, che poi è perché io non sempre mi diverto mai da solo, bro. Io ci divertiamo, non mi diverto. Bello. Faremo, non faccio. Bello. Saremo, non sono. È la base, fra. bello. E quindi poi ci sono anche i periodi in cui, cioè sì, bellissimo, la storia di un me fatto tutto in 72 ore. Sono pure periodi in cui però Nisba, l'ispirazione non viene. Zero. Bra, io vado, cioè, sono un vortice di cose. Io mentre faccio penso ad altro, mentre penso ad altro già sto facendo cose. Diciamo che io l'ispirazione la prendo da qualsiasi cosa. Per me pure una lampada può essere di ispirazione, pure sto microfono, pure tu che muovi le mani così sei un'ispirazione per me. Qualsiasi cosa respiri e si muova per me è un'ispirazione. Un po' come disse Ciccio Merolla, Sì. che lui disse tutto ciò che facciamo è suono, tutto è suono, e quindi lui prendeva ispirazione da tutto ciò che lo circonda. Sì, fra. Figo. Pensa Io- che la scuola vuole proprio il contrario, vuole che tu segua una procedura, faccia A, poi B, poi C. Non è quello. Non sono fatto per la scuola. No, Però forse un po' è l'anticreatività. La procedura, La scuola. la scuola e l'anticreatività. O forse, Può darsi, può forse darsi, gran parte può degli darsi. insegnanti che credo io che- per esempio credo, non ho avuto. io credo dal basso della mia, anzi dall'umiltà della mia poca esperienza, Certo. credo che sia l'approccio che hai con la scuola. Tu insegnante L'alunno e tu o studente, l'insegnante? Ok. Entrambi. Bro, secondo me, soprattutto con le generazioni d'oggi, gli insegnanti dovrebbero fare una cosa con gli alunni, cioè con i loro ragazzi, farli sentire speciali. Se tu rendi speciale una persona è molto più invogliata nell'apprendere e nell'imparare, perché si sente partecipe di qualcosa. Se tu la metti là e la schematizzi, facendogli inculcare cose in testa fra devi fare questo, devi dire questo in modo mega schematico, non lo imparerà mai. Per dirti, io ho imparato Scusami. lo spagnolo. Eh. Io ho imparato lo spagnolo non a scuola, parlando con gente in spagnolo, ascoltando pezzi che a me piacevano in spagnolo, leggendo le traduzioni, parlandone pure in modo mega grezzo, oppure da chi ne capiva più di me. Cosa vuol dire questo? Cosa significa questo? Ma l'ho imparato nel quotidiano, l'ho appreso nel quotidiano, non con la scuola. Perché là è molto schematica come cosa, ma sta cosa magari funzionava anni fa. Oggi la generazione è cambiata, la gente ha un approccio diverso con la vita. Quindi secondo me pure loro dovrebbero avere un approccio diverso con i ragazzi. Sì. Forse si è evoluto un po' tutto tranne ecco il sistema anche scolastico. Sì, cioè si è evoluto tutto, si è evoluto il treno, il binario è sempre quello però, capito? Come ti posso far capire? No, ho capito. Quindi sì, un po'... Perciò secondo me trovi il contrasto tra quella che è poi la creatività di oggi, del 2023, che è l'antitesi delle regole degli anni 50 poi, fondamentalmente. Ad oggi chi è il DJ più forte che esiste? In Italia, Bro, non ho un DJ più forte per Cioè me. non c'è un tuo idolo? No. Ah, Per me ce ne sono, ma non perché ce ne sono tanti bravi, capito? Cioè, se tu e lui fate lo stesso lavoro ed entrambi a modo vostro siete dei fenomeni, io non posso dire lui è migliore di te o tu migliore di lui. Per me ce ne sono tanti che sono forti. Capi che comunque mantengono lo status da anni, hanno fatto molte cose belle, sono stati di ispirazione. Quindi non ti saprei dire ad oggi il più forte, ce ne sono tanti. ah poi secondo me, sempre lo stesso discorso, nel 2023 la classifica non ha più senso, perché poi è tutto così diverso, cioè ognuno fa una cosa diversa. Ma il mondo del Gibra è una situazione molto veramente soggettiva e personale, secondo me. Non c'è uno schema fisso. Cioè sì, ci sono delle basi, ci sono delle cose, diciamo, che sono quelle, però comunque pure il modo di suonare, il modo di approcciare alla musica, il genere musicale che piace fare, è veramente soggettiva come cosa. Io per esempio, se posso esserti sincero, il periodo d'oro secondo me, Skrillex. anche Skrillex, ma anche i tempi di... C'erano due pezzi che Con le io cafonate. che non potevano mancare, ma ti sto parlando che io avevo 15 anni, che non potevano mancare mai, che erano Titanium e Party Rock. Quindi ti sto parlando proprio di... Sì. Però erano... No, a me era la Laus. Come si chiama? I don't wanna work today. C'era Eric No Morillo. stress. Eric Morillo, live your life, be free.
Cioè ce n'erano veramente di pezzi che hanno fatto la storia e tuttora vanno. No, vabbè, io andavo, ma non ero un appassionatissimo, quindi le serate stracommerciali. Stronger di Eric Morillo, un altro pezzo iconico. Swedish House Mafia. Cioè c'erano gente che... Io ogni volta che viene un artista in quanto musicista, cantante, mi viene poi sempre in mente la stessa cosa, perché non so se questa cosa la vivo solo io, ma sembra che la musica sia super inflazionata. Cioè? Ci sia troppa, cioè più artisti, più cantanti che pubblico. Che pubblico. È vero, ce lo vivo solo io questa cosa. Bro, perché tanti lo fanno per passione e tanti lo fanno per business. Cioè nel senso che magari vedono te, non è nemmeno il mio caso, qualcuno magari più grosso di me, molto più grosso di me, lo vedono che ha fatto 0-100, oggi vive bene. Per loro è una via di fuga per guadagnare soldi facili. Cioè per avere un hype, uno status, ma perciò tu vedi molti più artisti che poca gente veramente oggi fa qualcosa per passione. Se tu a tante persone, soprattutto cioè, del mio settore, gli chiedi di fare qualcosa gratis, gran parte di loro ti diranno di no. Ok, quindi tu dici che principalmente è per far soldi, Sì. e poi diciamo sono in pochi quelli che come te magari se la vivono come soprattutto passione, Sì. e poi magari sono fortunato perché da questa passione ci guadagno. Io sono andato a Milano la prima volta 0 euro, tutto a spese mie. Volo pagato da me, albergo pagato da me, in più figliai un videomaker pagato da me. Tra 2 domeniche inizio un party mio a Milano adesso, Che figo. Quanti anni fa? quest'anno. Maggio. Cioè tu a maggio Ho suonato ci hai- gratis a ci hai arrefuso, e adesso invece ci riempi una serata. Sì. Ad Ibiza la stessa cosa ho fatto quest'estate, sono salito là, non dovevo essere pagato, dovevo fare una sola data, senza soldi, dissi va bene, perché per me suonare ad Ibiza era quasi un chiaro. sogno, dissi mi interessa dei soldi, sono sono un bambino in questo momento, sono contento di fare questa cosa perché wow, Ibiza per i DJ, per me era una follia suonare ad Ibiza, impossibile. Io sono stato là, dovevo stare un giorno, ho chiuso poi 20 date pagate. Porca miseria. Però vedi, questa è una cosa che in tantissimi ci hanno detto qua al podcast, cioè che la generazione d'oggi, i ragazzi d'oggi vogliono tutti fare il botto subito. Però poi mi è capitato, e ci capita quotidianamente grazie ai social, di notare che solitamente chi fa subito da 0 a 100, come hai detto tu, Fa anche da 100 a 0. da 100 a 0 in brevissimo tempo. È difficile pure mantenerti sul centro. Ma infatti Questo sì. cronologicamente parlando, perché a me manca un pezzo. Cronologicamente parlando, di quanti anni di musica stiamo parlando? Ma mia, Sì. io ho iniziato, avevo 10 anni, 11 anni, oggi ce n'ho 28. Vabbè. Sei 95, Sono 95. Grande frate. l'annata migliore, vedi? Sì. Te l'ho sempre detto. Abbiamo Occhio per far palacito, Però l'ho sempre fatto per passione, perché ad una certa ho dovuto iniziare a lavorare e la musica non mi permetteva di mantenermi, cioè, quindi o lavoravo o avevo quello che era fa. Per un attimo l'accantonai e rimase, sai, il sogno, la passione, l'hobby, che lo facevo sempre, ma magari nel tempo libero andavo da lui sul campetto suo, ci mettevamo a giocare là. La prima console la prendemmo insieme, era un Hercules, la pagavamo tipo 100 euro. L'abbiamo sempre fatto per passione di quello che facevamo, per hobby, ma mai diventato qualcosa di concreto sul serio. Finché poi ho detto, oggi ho qualcosa di serio in testa, lo voglio fare. Mi voglio inserire in questa roba qua. L'Hercules, quella piccolina di plastica schifosa, Quella che va al con, PC, col con i pad. due pad neri, con il... Che cacchio ne sai? Che ne so, ti dico una cosa e non sai di me. Lo facevi pure tu? Sono il nipote di David Gay. No, ho iniziato pure Io sono David. da piccolino, tipo prima seconda media, comprai pure io la stessa console e mi mettevo a fare il DJ nei party degli amici. E poi Ma che io Se lo cioè, giuro. sì, quello. Poi sono sbattuto con la capa a terra, fra ho capito che non era cosa mia. Va bene. Vabbè sì, perché poi effettivamente è un pochino come, cioè appunto è una passione, ti deve restare, e poi se sei fortunato come Tony e hai la testa sulle spalle, vedi che quella passione, Si trasforma in altro. esatto, rimanendo come dice lui, sempre piede a terra e... Bro, lo sai, io ho un motto, sai come fa? Profilo basso, alta prestazione.
Bellissimo. Top. Profilo basso, alta prestazione. Top. Bello, perché così stupisci anche, capito? Devi Come? parlare la musica, non il tuo status, fra. Non i soldi che ho, i soldi che c'hai tu, o i soldi che c'ha lui. Devi parlare alla persona. Parla quello che faccio, che Quello so fare. fai, no quello che hai. Figo. Quindi... Facciamo parlare sto caffè. Bravo, questo Fammi- volevo dire, fammi- faccio un caffè. fammi 4. No, il quarto l'ho già fatto. Com'era? Sono- Wow, com'era? sì, eh. Vedi, era buono. Buono? Ok. Ci sto, dopo 70... Vedi, è freddo sto caffè. Ma non è che esce freddo, è che... Ci hai messo acqua ghiacciata dentro. Allora, ma ti faccio vedere, io mi faccio il caffè, gli do la tazzina e mi hanno visto un quarto d'ora a girare prima. No, non è vero. Assolutamente. Al momento qualcosa che hai raggiunto con la musica che hai detto wow, non avrei mai pensato di suonare qua, fare questo grazie alla musica. Sicuramente riempire il club a Milano, questo non immagino. C'è qualche altra... Ma ti dirò, fra, sai cos'è? È come se fossi un eterno... Perché cerco sempre di ambire a qualcosa di più. Io sono un mega critico verso me stesso. Cioè io non soffro la competizione, non giudico le persone, non mi piace parlare di altri. Ognuno faccia il suo, però verso di me sono iper mega critico. Pure tu c'hai la sindrome dell'eterna insoddisfazione. Sì, io l'unico nemico che ho nella mia vita sono io. Capito? Veramente non ho mai detto io dico, io glielo sempre, fra ma com'è andato? Tutto perché io pure se esco dal club che la gente è impazzita mi hanno fermato, magari tante persone complimenti, sai, mi fanno, io vado magari da lui o da chi, dagli amici miei, fra ma com'è andato? Tutto ok, cioè secondo te sono rimasti contenti? Cioè tu non te ne accorgi. No, perché non riesco a peccare proprio di presunzione, capito? Non fa parte proprio di me. Cioè, capito? Tu mi vedrai all'esterno che non ho emozioni quasi. Quando poi tornerò a casa, tipo vado da mia madre, ma hai capito? Super felice, super contento, ma non sono bravo ad esprimermi con le emozioni in generale. Ok. No, ci sta, ho capito. Però quando una cosa mi casa, là, sono strafelice, Ok. stracontento, questo sì. Sì, no, e l'abbiamo notato. Cioè, quando è musica tua e ti piace proprio, si vede. Se Si tu ti guardi qualche video mio di quando vado a suonare, fra... Si vede che sei... Ce l'abbiamo, producer. Fammi vedere qualcosina su TikTok. Vabbè, sta pieno di... Se vai su TikTok qualcosa ti esce secondo me. Ah no, però aspetta, TikTok non te l'ho piazzato. Forse qualche reel su Instagram troviamo. Certo però che sto notando... La vita da club sembra tutta rose e fiori, bellissima. Frate, per me sarebbe uno stress assurdo. Cioè io questo che stai facendo adesso? No, te ne devi andare. Sai, lo devi amare. Cioè, per me è follia, capi che... Ma no, guarda là, cioè effettivamente guarda tutti quanti così. Io amo tutto ciò. In che senso non è Non è un'istituzione un'istituzione comune? comune. Se no lui dicesse fa freddo. Come ste caffè. Ragazzi, alla tua. Se c'hai, se era fa un giretto attorno a tutto. Vabbè, ma no, quello al gambrino. Giusto, no, quello che sta dicendo Francesco, il manager dietro le quinte di Tony, che giustamente non stai soltanto mettendo la musica, non stai facendo una performance a 360, cioè sei uno showman in quel momento. Sì, fra, io sono molto showman. Io ho fatto certo. pure l'animatore da piccolo, quindi... Hai fatto l'animatore? Sì. Ok, vabbè, quindi questo ce l'hai proprio. A me piace proprio fare questa cosa, gesticolare, entrare in connessione con la gente, fra, cioè per me io sono tutt'uno con le persone. In quel momento non esiste il distacco console, pubblico, io DJ, tu acquirente, fra, siamo io, voi e la musica, basta, siamo tutt'uno. Sempre. Sempre, fra. Io non ho mai fatto distinzioni con la gente, anzi Non è io mai un amo personaggio. proprio- No. Fra, te lo può... Chi mi conosce nella vita Anche quotidiana... dopo la 100ª serata. Sì, fra. Io vado pure da chi magari il ragazzetto che non vedrò mai più nella mia vita. Se quello mi ferma e dice grande bro, io mi fermo a salutarlo. Come ti devo spiegare? Io sono povero, bro. Cioè, veramente, non mi cambia un po' questa cosa. Non ce la farò. Cioè, me leva la gente e mi levate tutto a me. Non ti ha mai scocciato per una serata? No, fra, come fai? Cioè, io mi scoccio andare dal commercialista, mi scoccio andare in posta, ma non mi scoccio di andare a suonare. non Passione faccio- vera e propria, ragazzi. Sì. Ma io penso che quando non suono mi metto a suonare in studio, cioè, sempre. Sei ossessionato. Malattie proprio. Ecco, per esempio, tutti i migliori che abbiamo avuto qui in questo studio ad Espresso Podcast hanno tutti questa mentalità. Siete tutti degli ossessionati. L'ossessione batte il talento. L'ossessione... questa è la solita cosa, sai, Cristiano Ronaldo Messi.
L'ossessione batti il talento, pure tu dici. Sì, sì, fra. Se non sei ossessionato da quello che fai non lo farai mai con voglia, veramente. Se tu questo che stai facendo qua lo devi fare perché lo devi fare, sicuramente non è come quando sai che lo vuoi fare per davvero. E attrai ciò che sei, la legge dell'attrazione la conosci? Sì. Se tu veramente una cosa la vuoi, non esistono limiti, no, fra. Cioè, Ma c'hai qualche... la devi fare e ci devi riuscire. Ti vedo anche un po' spirituale, no? Come persona. Mani, su questa roba lì. Cioè, ti vedo pure il tipo che sai magari prima di iniziare... Attimo di meditazione, sai, queste cose un po' così. No, una cosa faccio. Padre, cosa? Figlio e Spirito Santo. Sempre. Ok, Gesù ok, Cristo è ok. mio, io sono credente. Mm. Quindi Dio sempre con me. Te lo porti nella musica. Sempre. Bello, mamma. Beh, il palco più grande dove ti piacerebbe suonare? Ma parliamo L'Ultra. di festival. L'Ultra. Parliamo di festival tipo Tomorrowland. L'Ultra a Miami oppure il festival che faranno adesso in Messico, a Tulum. Bro, ci sono dei posti veramente grossi dove il giorno che ci salirò, se ci salirò, mi auguro di sì, farò wow. Cioè, capito? Mo ce l'ha già fatta. No, proprio wow, perché vedere milioni di persone davanti a me mi caserà di una... Cioè, capi? Io potrei pure morire. Cioè, vedi, questo... Io prima di fare qualsiasi cosa devi sapere che sono mega ansioso della Madonna. Non lo dimostro, perché non lo dimostro. No, infatti, cioè, qua sei super gasato, super... Non lo dimostro, ma io, prima di fare qualsiasi cosa, soprattutto qualcosa di nuovo, voglio non mata parlare. Ma te lascia stare. Perché vado in mega ansia, però è una sorta fra ansia e adrenalina. Capi? Che dall'attimo che io vado là e metto il primo play, poi mi diventa energia Cioè, pura. tutto sa che devi cominciare. Sì, tutte che starto. Poi dall'attimo che io vedo lui che si diverte, lui che si diverte, lui che si diverte, io mi inizio a divertire. Cioè, capi? Più sei preso bene tu, più sono preso bene io. Più sono preso bene io, più ti faccio sta preso bene a te. Quindi è un dare e avere col pubblico. Per me la connessione con la gente è tutto. Cioè, la base. A me non mi chiudere in un gabbiotto solo a me mettimi la gente vicino. Io amo proprio stare in mezzo alle persone. Sei molto estroverso. Cioè, tu sei proprio... Sono popolo, bro. Te lo ripeto. L'incubo di un introverso. Mamma mia. No, L'incubo io mio. amo, soprattutto in questi contesti qua, amo. Poi amo pure la mia solitudine. Stare per i fatti tuoi, cioè. Cioè, sai, sto bene con voi, ma poi devo tornare da me. Da Cioè, me proprio, dopo da quando me finirai sta stesso. sessione... Amo la mia solitudine, i miei migliori e peggiori momenti li ho vissuti da solo in alcuni campi, perché per quanto per quanto le persone pure che ti vogliono bene ti stanno vicino e ti girano intorno, ci sono alcune cose che purtroppo nella vita devi risolvere per forza da solo. Capì? Per quanto tu sia amico e capisco che in alcuni campi mi vuoi stare vicino, ma ho problemi con me che devo risolvere io, ma non perché io non accetti il tuo aiuto, oppure... ma so che sono cose che devo risolvere da Perché solo. mi conosco. Perché mi conosco, quindi la migliore e la peggior versione di me l'ho vissuta sempre da solo, capito? Per poi espormi al pubblico, alla gente. A proposito di meglio e peggio, qual è il momento più assurdo, migliore o peggiore che hai vissuto in un club? Cioè, c'è qualche storia assurda da raccontare? Ah, sicuro. È successo che si possa Via, raccontare? senza fare nomi, senza fare nomi. Allora ci ne sono di tante. Per come dire, c'è un amico che... Ci sono tante di storie assurde, però andiamo un po' ai vietato minori, quindi non... Ok. Non posso dirti, ma Certo. non è successo a me, non è successo a me in primis, però ti dico solo che uscì sto amico mio che dovevo andare a pigliarmi un gin tonic che stavo suonando, dissi bro vai a pigliare un gin per favore. Arrivo, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, non arriva più. Mi ritorno con la maglietta bianca piena di rossetto, qua pieno di rossetto, qua. C'aveva un box che usciva fuori bianco pieno di rossetto. Immagina poi. Fratello, dove sei stato, amico? Framaro, vieni, non puoi capire, sono andato un attimo a pigliare il gin tonic. Ed è successo il mondo. Vabbè, ci sta. Cioè così dall'assurdità così di queste cose me ne capitano una cifra, ma veramente divertenti. Oppure gente che inizia a fare follie là, ma lì inizia ad urlare, queste cose qua. Vabbè, quando sei nel club... Quando lavori è una perenne festa praticamente. Sì, no, questo sì. Vabbè, poi la discoteca è l'ambiente per fare... Cioè, che ti aspetti queste cose. Nel senso, se deve succedere da qualche parte... Succede là. Succede lì. Succede là. Cioè, capito? Ma ce ne sono di storie assurde.
che poi ne parliamo magari solo noi, Senza telecamere. senza telecamere. Bellissimo. È stato un deep dive nel mondo Della notte. della notte del clubbing. Che non vedremo mai, però è stato molto interessante. No, più che altro avevo una curiosità. Tu, quando fai musica, hai detto che ti deve venire la scintilla. Sì. Ti è venuta con tutti i pezzi che hai fatto. Sì, fra, io sì, sono molto per l'istinto e per... Sì. Cioè, se per me tu mi proponi una cosa figa, dico sì, vai, facciamola. Cioè, capi? Sono molto molto istintivo su questa cosa qua. Quindi se la tua idea pure, che magari possiamo collaborare o meno, oppure semplicemente stai con me e mi dai un'idea, se è figa io la prendo subito, la provo subito. Quindi quella scintilla in quel caso è quell'impatto istintivo che mi dà. Se a me una cosa non mi casa subito, però non mi caserà mai. Cioè, tipo i tuoi 3 consigli, tipo to-do list, da fare per, secondo Tony Amatore, per avere successo. Bro, non mi sento di dare, ti dico la verità, non mi sento di dare dei consigli su questa cosa, pure perché, ti ripeto, ognuno è fatto a modo suo, io sono un po' strano come persona, tra virgolette. Quindi, vuoi fare successo? Fai il cazzo che ti pare, come cazzo ti pare. Stop. Sì, te Cioè, stesso. non guardare agli altri, chi c'ha di più, chi c'ha di meno, chi lo fa prima. Dico una cosa che lo dico da sempre, non è chi lo fa prima, è chi lo fa meglio. Tu devi fare quello che sei tu. Devi avere un immaginario tuo, una visione tua delle cose. Prendere pure spunto e ispirazioni dalle persone. Assolutamente sì. Ma vai per quello che senti dentro. Capito? Non perché magari lui ha usato la felpa blu, sai che è piaciuto a tante ragazze, domani ti vedo a te con la felpa blu. Magari tu... Si darà capa, si deve... Magari con la felpa blu tu fai cagare, capito qual è il senso? Sicuro poi. Quindi tra l'altro. dici lui ha avuto la felpa blu, tante ragazzi, io devo inventare la maglietta a giramanica viola per mettermi Capito che dici? Sì, allo te stato stesso. suo, capisci? Cioè, competi con te stesso, vivi verso te stesso, piglia ispirazione dalla gente, ma non guardare a chi fa di più, non accusarti il livello di altre persone, oppure di emigrare, perché bro, spegnere la luce di qualcuno non ti darà luce a te, sappilo nella vita, quindi vivi te stesso e porta la tua mentalità, la tua idea alle persone. Cioè, fai uscire in questo caso il Tony alla gente, fatti apprezzare per quello che sei. Per me questa è la chiave del successo, bro, personale. Perché di successi ne parliamo tanti. La gente si crede che il successo siano i soldi. Il successo non è quello, bro. Il successo è altro. Per me, il successo è fatto di soddisfazioni in primis. Poi di soldi, l'economia, il denaro, il dio denaro viene dopo, fra. Ragazzi, chiacchiera super positiva, eh? Sì, una persona super positiva. Sì. Wow, ma dopo questo episodio non so, ci fa qualcosa. Dai, Cioè, basta, devi andare solo a ballare. non lo so. Si deve creare qualcosa. Guarda, fra, sì, è Bellissimo, no? è bello, questo a me piace, per me questa è soddisfazione, fra. Sei molto empatico perché trasmetti questa positività. vero. Mi sento proprio gasato. Capi? Per me quello conta veramente, fra. Non conta, ti ripeto, quello che hai. A me interessa che io vado via da qua e dice, wow, ma che bella persona. Cioè, capi? A me quello è quello che fa piacere di sta. alle persone. Voglio che tu domani avrai una nota. Antonio può essere stato un attimo della tua vita che ti ha reso migliore verso te stesso, non verso di me. Un bel ricordo. Un bel ricordo, capi? Voglio che sia una nota positiva quello che lascio io, capi? Non guardare me come status economico, come persona che magari sta scalando o potrebbe scalare. Non un po' pais. Non un po' pari. Ormai un po' pais. Voglio Ok. che tu sia soddisfatto di te stesso, fra. Quella per me è la vittoria nella vita. Credici, non abbatterti. Qualsiasi cosa sia, pure grandi industrie sono partite da dei box. Jeff Bezos. Immaginavano mai di diventare multimiliardari oppure aziende conosciute così grosse. Ma No, forse sì, forse lo sognavano. l'hanno sognato, bro, che è diverso. Però non si sono abbattuti. Sai quante persone magari avranno detto, ma vai, che fai? Non sei in grado, non sei capace. Tu proprio là, fra, che devi... Insistere. Tu dentro di te lo senti, fallo. Come questa cosa l'hai sognato, poi è successo, mo se ne parla da tempo. Epoca moderna, cioè come trasmigrazione del pensiero, no? Come si chiama? Cioè proprio che lo hai... Non conosco, lo hai non pratico. applicato... Vabbè, mi verrà il termine. Comunque sì, ci sta, ho capito. Alla Steve Bello, Jobs. alla grande, Sì. alla grandine. Oh, comunque scherzi a parte, chiacchiera super positiva. Dai, Grazie per il caffè, mi ha fatto super piacere. Anche a me. Abbiamo conosciuto una persona... Dai, un'altra persona E molto poi regali la positiva. felpa blu.
Ma sta male, gli sta male. Vabbè ragazzi, grazie per aver visto l'episodio di Espresso Podcast. Grazie Tony per essere venuto. Grazie ragazzi.